La devozione per Sant'Antonio va ben oltre i confini della città di Padova, pronta domenica a celebrare la festa del 13 giugno con una lunga giornata ricca di momenti significativi. Un santo amato in tutto il mondo e che in ogni chiesa del Veneto vede uno spazio a lui dedicato. Un legame che si fa ancora più forte a San Biagio di Callalta, dove la comunità è particolarmente devota al santo. Nella chiesa del paese, custodita in una teca, una reliquia di Sant'Antonio, simbolo di questo amore tra il comune trevigiano e il religioso. Qui a San Biagio in particolare la devozione per Sant'Antonio è particolarmente sentita, la gente è devota, si reca il santo a Padova lungo tutto l'anno. Quest'anno la comunità ha deciso di vivere la festa antoniana come simbolo di rinascita dopo un periodo difficile a causa della pandemia. Che possa essere anche di rinascita e di speranza nuova. Le celebrazioni inizieranno domani alle 18 con la messa, a seguire ci sarà il rosario animato dai bambini e alle 20:30 un'altra liturgia. Domenica a partire dalle 7 diversi momenti di preghiera per ricordare la figura di Sant'Antonio, considerato il santo degli oggetti smarriti, che quest'anno potrà aiutare a ritrovare un valore andato perso nell'ultimo periodo. Per ritrovare il senso della comunità e dello spendersi per la comunità. Sant'Antonio lascia questo messaggio, lui si è battuto per la città di Padova, rischiando in primis, rischiando della sua vita, e allora credo che dobbiamo ritrovare proprio questo senso di comunità per il quale noi siamo disposti a spendere un po' del nostro tempo.